Ed eccoci qua, carissimi amici, la mia vacanza a Caorle si è conclusa e insomma durante il ritorno verso Trento, guardate qua carissimi amici cosa il Marvin è andato ad avvistare. Ed eccoci qua carissimi amici, questo è il camion, lo Scania 141 di Tito, che dice che insomma quando avrà tempo lo sistemerà. Intanto l'ha messo qua e insomma niente, un appassionato, insomma questo signore detto Tito ci ha detto che ormai li ha provati tutti i camion insomma nella sua vita, dai vecchi Fiat ai Lancia insomma, e niente insomma gli piacciono gli Scania insomma. Eccolo qua carissimi amici, insomma qua c'è la diretta, guardate qua i cagnetti che mi abbaiano, però guardate qua carissimi amici, Scania 141, fantastico, fantastico Scania 141 da battaglia. Ed eccoci qua carissimi amici, insomma come capite insomma il lavoro del Marvin insomma alle volte è anche un po' difficile, ci potrebbero essere dei cani, però dai insomma tutto sommato questi cani sono anche buoni, insomma non c'è da temere. Guardate qua carissimi amici, spettacolare Scania 141, qua sono qua tra i cagnetti. Ed eccoci qua carissimi amici, insomma mia moglie è lì che aspetta con mio figlio in macchina, insomma non vedono l'ora che finisca questo filmato, giustamente. Intanto guardate qua Scania 141, tracce di ruggine. Io qua ho invitato Tito a dire: caro Tito, guarda che c'è il gruppo Camion Storici Nord-Est, insomma se vuoi unirti a loro insomma sappi che il gruppo c'è, insomma vieni anche tu Stefano, insomma qua insomma siamo vicino a Treviso qua, caro Stefano, insomma convinci anche tu Tito a venire a far parte del vostro gruppo. Guardate qua carissimi amici, Scania 141, dai, buone condizioni insomma, un po' da sistemare chiaramente come tutti i camion, qualche traccia di ruggine c'è, però insomma a me mi sembra anche in buono stato tutto sommato l'abitacolo. Guardate qua carissimi amici, solo un po' corto di carrozzeria, però va benissimo, bellissimo Scania 141, favoloso. Guardate qua carissimi amici, ed eccoci qua Scania 141, insomma l'ho beccato prima di andare a casa. Ed eccolo qua carissimi amici, spettacolo qua tra i cani. Vediamo un po' qua la cabina se si apre, eccola qua, guardate qua carissimi amici, spettacolo. Ed eccoci qua Scania 141, sono sul camion i cani un po' impazziti che stanno abbaiando, non conoscono il Marvin, però va bene lo stesso, dai, il filmato lo portiamo a casa, bellissimo, bellissimo, ci voleva, per fortuna dai, sono sotto il sole caldo quoziente, però insomma ci vuole. Il cane si chiama Luna come il mio. Ed eccoci qua carissimi amici, bello Scania 141 qua nelle zone di Camion Storici Nord-Est. Guarda Stefano cosa ti ho beccato, ricordo anche Remo, ricordo Dario, insomma Scania 141, insomma Stefano e Remo, insomma voi che avete di Scania, anche voi, che se Stefano è un amante dei Volvo. Eccoci qua carissimi amici, qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report. Ciao a tutti e viva i camion storici, ciao, e bravo Tito, tieni questo camion ciao.